Università degli Studi di Udine e CERN di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, un sodalizio certamente molto importante non solo per l'Ateneo, ma soprattutto per gli studenti che hanno evidentemente l'opportunità di mettere in pratica ciò che apprendono in aula e di entrare a far parte anche di collaborazioni certamente prestigiose, soprattutto da un punto di vista professionale. Ne parliamo quest'oggi con Marina Cobal, docente presso l'Ateneo Friulano e coordinatrice del gruppo Atlas di Udine. Allora, oggi stiamo parlando di questa preziosa alleanza tra Svizzera e Friuli. Come e quando è nata? Allora, la collaborazione del nostro Ateneo col CERN per quanto riguarda l'esperimento Atlas è nata nel 1996, quando il professore Del Papa ha deciso di entrare in questo esperimento all'acceleratore dell'HC, che all'epoca era ancora un'idea, non esisteva, portando con sé un piccolo gruppo di ricercatori. Io ancora non c'ero, perché ero al CERN, appunto, lavoravo là. Dopodiché il gruppo è lentamente cresciuto. Nel 2001 sono arrivata anch'io e ho un pochino cambiato, diciamo, la struttura del gruppo, perché prima si occupava essenzialmente della costruzione dell'apparato. Come ho detto, la macchina ancora non c'era all'esperimento, era ancora a livello di carta e quindi il gruppo di Udine era essenzialmente concentrato nella costruzione di una parte dell'esperimento Atlas, che era quello che si chiama tracciatore centrale, la parte più interna, più vicina al punto delle collisioni dei protoni del nostro acceleratore. E le attività sono molteplici, perché appunto, come ho detto, abbiamo cominciato con un'attività che era essenzialmente incentrata nella costruzione dell'apparato, e questo ha implicato per esempio il testare moltissimi wafer di silicio, semiconduttori, che venivano appunto utilizzati per quella parte dell'esperimento in cui eravamo coinvolti. Quindi è stata allestita una camera pulita, che abbiamo ancora adesso, che viene utilizzata per altri scopi, per l'upgrade di questa parte del rivelatore a cui abbiamo lavorato. Quindi abbiamo testato 5.000 wafer di silicio, un quarto di tutti i wafer necessari alla costruzione del cosiddetto tracciatore. Questa parte di test e poi anche di analisi dati, non soltanto misure ma anche analisi delle misure, è stata poi complementata da attività di analisi dei dati, quindi preparazione su simulazioni per capire che cosa avremmo visto nell'esperimento, che cosa era conveniente cercare, come cercarlo. E come ho detto, da quando abbiamo finalmente i dati, siamo impegnati nell'analisi dati. Una parte di noi si reca spessissimo al CERN, qualcuno è permanente al CERN per essere proprio vicino al fronte del combattimento, e lavoriamo appunto studiando questi dati che stiamo raccogliendo all'acceleratore. Quanto è importante per un giovane che ancora studia all'università, che magari sta facendo un dottorato di ricerca, avere già un contatto del genere con il mondo del lavoro, e che mondo del lavoro, verrebbe da dire? Ma infatti sicuramente è una cosa estremamente formativa sotto molti aspetti. Prima di tutto i ragazzi, arrivando in contatto con un ambiente internazionale e anche molto competitivo con il CERN, sono costretti a mettere in campo tutte le loro abilità e anche a inventarsene di nuove, perché al CERN lavorano migliaia di persone, nel nostro esperimento soltanto ci sono 3.000 persone, e quindi farsi strada richiede non solo essere bravi, ma anche saper presentare bene i propri risultati, saperli difendere, saper interagire con gli altri, riuscire a capire quando è il momento opportuno di mostrare certe cose, eccetera. Quindi si imparano tantissime cose. Loro sono obbligati, tra virgolette naturalmente, a presentare i loro risultati con cadenza quasi settimanale ai colleghi del CERN. Questo lo facciamo attraverso videoconferenze, quindi sono obbligati continuamente a un confronto, al test della validità dei risultati che ottengono, al miglioramento. Se hanno fatto qualcosa c'è sempre qualcuno che ha più esperienza o un'idea migliore che può suggerire, ragazzi, quindi imparano anche da tantissime fonti, non soltanto da me, ma diciamo da tantissimi colleghi da tutto il mondo. È un lavoro che è meraviglioso, perché ti permette poi, tra l'altro, di seguire la natura fondamentale umana, che è quella di cercare, di accontentare la curiosità che ci anima nel cercare di dare una risposta alle domande fondamentali di cosa siamo fatti, da dove veniamo, cosa succede all'universo, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro bellissimo. Non è facile, però non è impossibile. Quindi se i ragazzi pensano di avere le qualità, non devono avere paura, devono buttarsi, provare, e poi se uno fa una cosa che gli piace tantissimo e ci prova, alla fine la strada si trova in un modo o nell'altro.